Quando la fabbrica sfornò il suo ultimo mattone era il 1963 ed erano già trascorsi 120 anni dalla sua nascita, in piena rivoluzione industriale. È la fornace Guerra Gregori a Sant'Antonino. L'edera sui muri e i cedimenti di alcune parti raccontano di un lungo stato di abbandono che la sta lentamente riconsegnando alla natura. Ma grazie alle giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, è stato possibile gettare uno sguardo al suo interno e scoprire le vestigia di un vecchio mondo industriale che non esiste più, come i resti del grande forno Hoffman di fine Ottocento, con nicchie di carico che consentivano la produzione a ciclo continuo di centinaia di migliaia di pezzi per volta. Nella mattonaia invece i laterizi venivano formati, tagliati e preparati per il trasporto. Uno dei proprietari, Giorgio Gregori, fu anche sindaco di Treviso nel secondo dopoguerra, ma fu il suo predecessore, Gregorio, a dare lustro alla fornace. Arsenale, Fondaco dei Turchi, Campanile di Torcello e Molini Stucchi a Venezia sono solo alcuni degli edifici ristrutturati e decorati con i mattoni e le ceramiche della fornace. In Italia, ma anche in Russia, Stati Uniti e Giappone, grazie anche ad una felice intuizione. Di affiancare proprio la produzione artistica accanto appunto alla produzione di oggetti per l'edilizia di ogni giorno, e questa è stata una sorta di arma in più per la fornace, per la produzione, in quanto i premi che venivano ottenuti anche alle esposizioni universali che si svolgevano nelle parti più disparate del mondo erano un vero e proprio biglietto da visita per la qualità del prodotto che nasceva all'interno della fornace. Anche il grande scultore Arturo Martini, ad esempio, da giovane lavorò nel laboratorio degli artisti ricavato all'interno della fornace. La riscoperta di questo piccolo e poco conosciuto gioiello di archeologia industriale lungo il Sile è stata premiata da quasi 3.000 visitatori, un interesse che fa guardare con ottimismo alla possibilità di una nuova vita per la fornace Guerra Gregori. Sì, potrebbe averla sicuramente. Pensando anche delle funzioni che potevano andare dall'incubatore di idee, da piccoli laboratori.